Allora, appunto, come il teatro può rappresentare e raccontare Venezia e vivere a Venezia. Paolo Puppa, professore di teatro, direi uomo di teatro a tutto tondo, autore, attore e tutto il resto, insomma. Ci presenta un monologo teatrale tratto dal suo libro Venire a Venezia. Ok, grazie. Il resto lo dici tu, Paolo. Sì, sono 12 case che vengono intervistate con 12 abitanti squinternati, bizzarri, perché c'è un vecchio veneziano che lavora in America che torna a Venezia per fare un corto sull'acqua alta e intervista 12 veneziani che sono stati da lui conosciuti nella sua precedente fase veneziana e chiede loro come vivono, virgola, a Venezia con l'acqua alta o come convivono, e vengono fuori 12 confessioni di disagio, di angoscia e certo una Venezia non da cartolina, una Venezia d'oggi credo. Ho scelto, tagliandolo, dura circa 16 minuti, ma durerebbe quasi un'ora, il monologo confessione di un vecchio, mi viene bene fare il vecchio, chissà perché, un vecchio geometra, Stefano, che abita alle Carampane, vicino a Rialto. Eccolo qua. Ah, non si può fumare qui? No, scusi se insisto, ma mi verrebbe meglio, perché non sono abituato a fare le interviste, ma non si può proprio. Va bene, metto qua. Ok, ma sa che io conoscevo suo padre? Sì, è ingegnere, caspita, tanti soldi aveva. Ho fatto dei lavoretti per suo papà io. Ah no, proprio solo, ci ho messo a posto anche il bagno, secondo bagno, sì. Come sta adesso suo papà? Perché so che ha avuto un ictus, poveretto. Ma ha colpito a destra o a sinistra? Ah no, va bene, si comincia. Scusi, dove devo guardare? Devo guardare di... Ah, ok. Dunque, io mi chiamo Stefano, facevo il geometra al comune di Venezia e facevo e faccio anche adesso, si può dire, dei lavoretti, sempre non in nero, perché dichiaro sempre tutto, perché sa, io quello che chiedo nella vita è dormire sereno, dormire tranquillo tutte le sere. Ah no, poco solo. E ho 77 anni e 10 mesi e 11 giorni oggi. E vede che li porto bene perché non c'è un filo di grasso, perché sa, io faccio ogni anno, 2 volte, il CICAPETE e controllo sempre i miei valori, che lei vedesse che valori che ho, che neanche un ragazzo, e poi tutti gli anni con i miei amici, che ho tanti amici della mia età, anche più giovani in parte, sa dove andiamo? A Corvara, sì, facciamo d'inverno sempre delle belle sciate fino alla sera, si può dire, e anche d'estate io torno sempre a Corvara con loro, con gli stessi amici, e facciamo delle ferrate che io, guardi, a 77 anni anche adesso, vedesse che roba, arrivo quasi a 3000 metri delle volte. Ah no, poco solo. E così poi con i miei amici pomeriggio verso le 6 ci vediamo sempre in campo San Polo, che è comodo per tutti, e prendiamo un bicchierino, prendiamo un aperitivo, no i rossi, perché i rossi fanno male per il colesterolo, e parliamo di tutto, non di politica perché tanto nessuno cambia l'idea agli altri, e ci vogliamo bene. Sono tutte delle coppie i miei amici, io no invece. No, perché 20 anni fa, praticamente 19 anni per essere precisi, perché a me piace essere precisi, 19 anni e 6 mesi e 14 giorni con oggi, mia moglie, ah no, poco solo, così all'improvviso, è andata in ospedale al Giustinian, che allora ancora funzionava, a fare dei controlli, in 2 giorni
senza neanche avvertirmi praticamente, pim pum pim pam, dal giorno alla sera, se n'è andata, morta, e mi ha lasciato solo, ah no, poco solo, e ho dovuto dire su mio figlio Massimo, figlio unico, mio figlio Massimo che solo il liceo ha fatto, il Marco Polo, dai, ce l'ho fatta a fargli dare questo diploma, ma poi non ha voluto mica andare avanti, negato per gli studi, e grazie a me, a un mio amico che lavorava dentro, l'ho messo alle generali, manco grazie, mi ha detto, ovvio. E io abito, come dicevo, alle Carampane, sa cosa vuol dire Carampane, con rispetto parlando, puttane, perché sa, Venezia una volta aveva più bordelli che chiese, si può dire, che insomma, faccia il calcolo lei quanti bordelli che avevamo, ma ho una bella casa che lei vedesse, non grande, c'è la parte più importante, si può dire, è il salottino, dove c'è un secrétaire di noce con sopra tutte le foto della nostra giovinezza e della mia povera moglie, starà cara. E pensi che quando la guardo ogni tanto mi vengono strani pensieri in testa, perché sei rimasta giovane, senza neanche un capello bianco in testa, e a me pare che adesso potrei essere mia figlia praticamente. Non è strano sto pensiero? Ah no, non trova strano. Come? Dopo? Sì, dopo ho avuto altre donne, certo ho avuto una bidella del Marco Polo, dove andava mio figlio Massimo ogni anno bocciato, lasciamo perdere. E poi ho avuto una storia importante, si può dire, sì importante, una farmacista di Milano con le trecce tinte. E devo dire che per 3 anni, per quella donna là, avevo speso più skate che per tutti gli anni della povera mia moglie. E poi questa farmacista di Milano con le trecce tinte si è messa con uno più giovane di lei, e io ci ho scritto anche una lettera tremenda di insulti, ma devo dire che dopo sono stato molto ma molto meglio, anche perché dopo ho speso molto di meno. Beh, gli amici sono importanti, sa, perché quando mia moglie se n'è andata al funerale, tutto loro hanno fatto, si può dire, e mi ha portato ore, perché sennò io cascavo, e sono rimasto chiuso in casa dalla depressione per 2 o 3 giorni, perché mia moglie una bella parte mi aveva fatto, mica mi aveva preparato, si può dire. E dicevano, Stefano, fallo per tuo figlio, reagisci, muovite. E sa, quando ho capito che la vita andava avanti, con rispetto parlando, quando a un certo punto ho dovuto andare al gabinetto, allora ho capito che nonostante il dolore la vita aveva vinto un'altra volta. Con i miei amici facciamo delle belle vacanze, perché uno di loro ha un'agenzia vicino a San Marco, e l'anno scorso siamo andati in Argentina, che lei vedesse, pagando pochissimo, e a carne lì, e a settaggia col cucchiaio. E l'anno prossimo, se tutto va bene, andremo in Tibet a vedere, sa, i conventi con i monaci gialli che a mattina presto fa quei suoni per chiamare il sole, che quando il sole sorge. Da 3 mesi mio figlio Massimo ha voluto venire a casa nostra e mi ha chiamato 3 mesi fa, mi ha detto: quella casa è anche mia in fondo. Ho detto: va bene Massimo, perché prima eri in affitto, è venuto perché devo dirti una cosa. Ecco, dimmi Massimo, sto con una e me la porto qua in casa, ho una compagna, mica veneziana, oh per carità veneziana, niente, una foresta, una marchigiana dei Iesi, una certa Cicci, detta Anna Maria. E se che roba, mando io un alto che fa architettura e sei più grande di lui, ho scoperto, tutto il giorno a casa e dice che fa architettura, ma dove la fa?
sempre che gira e fuma in casa e mangia gomma americana e mette sotto il tappeto e ha una stanza che lei vedesse che roba, a no poco solo, la ragazza che si moldava, che fa le pulizie, dice che roba geometra, Gloria, lasci quella stanza che si remena nel loro sporco. E io vado in bagno la mattina perché abbiamo un bagno solo in casa e sto dentro parecchio per pulirmi, lavarmi, nettarmi. E quando vengo fuori e mi guarda la ciccia e fa: ma perché ti fai bello? Cioè dico, farò una casa mia. E poi dico, i vecchi un fegaio, fa schifo. I vecchi devono essere puliti, netti. E i miei amici mi vogliono pulito, netto. Sì signora. E adesso vengo al punto però. Perché fin dalla prima notte, quando sono venuti in casa alle 2:14, il mio orologio comodino, 2:16 le appendo sul muro, non so chi dei due avesse ragione. Ho sentito all'improvviso che mi sono svegliato dei rumori, che sentisse che roba, sighi, urli, pianti. Oddio, li si è appena messi insieme e semena. Mi fa baruffa. Non facevano baruffa. Sa cosa facevano? L'amore. Sigai incredibili. Io con la mia povera moglie stai a cara, o con la farmacista, o con la bidea e l'acquapoio, mai fatto così. E durava. E ha smesso alle 3:14 e 3:16, cioè più di un'ora. E ho detto, ma come faccio sto fio? La durata, cioè. Io venivo subito come le persone normali e le mie donne non le ho mai fatte sigare così come delle indemoniate, ma voi la fate sentire da tutta casseggiata, una vergogna incredibile. E la seconda notte ho detto, speriamo che si calmai. Alle 3:21 i commissia. Ma peggio ancora, perché sembrava che andasse sopra il soffitto e assaltava e segava e piangeva, anche lui piangeva. Dico, ma cosa si fa? Dico, adesso mi entro dentro e gli calmo, chiamo i pompieri, ma cos'è sta roba? E allora, a mattina mi sono fermato e avevo aspettato fuori quando usciva dal bagno e gli ho detto, Massimo, l'ho da parlarti. Cosa c'è? Ancora? Mi fa, cosa vuoi? Devo andare a lavorare io. E ho detto, Massimo, scusa, ma io vorrei dormire la notte. Abbi pazienza tesoro, ma qui io sono abituato a dormire. E gli ho spiegato con qualche accenno che c'era 2 notti che la facciamo in bianco. E mi guarda con un odio, con un astio che lei vedesse a no poco solo, e mi ha detto che sarei vecchio, arteriosclerotico e guardone. E se andava via, sbattendo la porta. Io arteriosclerotico, che godo degli esami meravigliosi, che neanche un tosetto, vedevo l'uso fra 30 anni segà il mio colesterolo o i miei gliceridi. Io guardone che la sera vado a letto, mi guardo Vespa e dopo dormo tranquillo come un angioletto. Possibile questo? E il giorno dopo, la notte dopo, il carico mi si ha peggio di prima e gli rideva. E gli rideva ogni tanto. E mi da quel tempo non dormo più. Ho cominciato a fumare, che era 30 anni che non fumavo, mi metto i tappi di cera di quelli che sono pericolosi e c'era, mi metto il farmacista. Geometra, non mettere la cera perché può entrare nel cervello, e mi provo con le cera, niente da fare, c'ho anche gocce, mogadon, tavolo, che sono tornato la mattina. Mi sono confidato col mio amico Gigi, quello che sta a Lido, che sta un bancario a Santa Margherita, e ho detto,
per sommi capi, e mi ha detto: benedico il giorno, il mese, l'anno che mia moglie ha abortito. No, ha detto Gigi, non tutti i fioi se mai edizioni, che sei anche bravi fioi, ma sei tremendo, adesso ho paura quando torno in casa, perché sei alto anche lui, grande e grosso, e se comincia a sigare chissà cosa può farmi. Vado ogni tanto nelle agenzie immobiliari a vedere gli affitti, ma non è giusto, perché la casa è di entrambi, ma innanzitutto è anche mia, che fa? E qualche volta nel dormiveglia, quando le pillole fanno un piccolo effetto, mi ricordo quella volta che mi chiedeva Escape per il cinema e io dicevo non ti ridò, e poi quel giorno tremendo che la porta a casa la Pagea, io c'era 3, 4 dappertutto, ero stanco, nervoso, mi so tirare fuori la cintura e casco mi si allarga addosso tanto, e lui diceva ci fosse la mia mamma, e mi viene da pensare se adesso si ricorda e poi vendicarsi. Potrei sempre chiedere a Gigi se mi ospita a Lido e mi direi magari vieni pure per un po', ma non lo farei mai, non solo per orgoglio, perché l'amicizia, siccome è amore, è meglio a distanza, non vivere assieme. E penso che a Natale, che sarà a Corvara di nuovo, ma che penso troppo intensamente, non è bello, non è sereno così, perché penso in modo morboso a Corvara, perché poi i miei amici si abituati a vedermi fresco, simpatico, sereno, perché quando arrivo in albergo tutti quanti Stefano qua, Stefano là, ma mica non dormo da 3 mesi, come posso essere sereno e divertente? E chi è che va più a sciare? Che casco, neanche sto in piedi praticamente. Però compartirò, vi dirò: Massimo, auguri, se anche non vuoi farli al tuo papà, io te li faccio lo stesso. E sta attento, caro, che ti sei giovane, ma non stai a esagerare in quelle cose, che dopo ti stanchi, dopo ti stufi della tua compagna, della Cici. Ecco, scusi se ho straparlato, ma è come i pei bruschi, si sta come uno sfogo. Dove devo andare? Ah, di là. Grazie, auguri per suo papà, se capisce qualcosa, se si ricorda il geometra Stefano, grazie ancora, buonasera.